Santa Margherita Ligure dal mare, uno spettacolo che solo un velista per caso può godere. Ma a proposito di velisti per caso, c'è una giovane velista per caso che è andata a vedere una cosa che le stava molto a cuore, diciamo così, il Sancta Sanctorum del turismo locale, l'albergo più lussuoso, più storico, l'Hotel Imperiale. Eccolo là. Incredibilmente signorile, di una bellezza assurda. Vabbè, insomma, fu costruito nel 1889, fino al 1905 era una villa. In seguito venne aggiunta un'altra ala e divenne albergo. Le dimensioni attuali furono messe a punto nel 1910 e di cui passano tutti, basta pensare a Eleonora Duse, Pirandello, e si capisce un po' il perché. È una meraviglia, è un posto di gran classe. E in questa stanza è stato firmato il trattato di pace tra Germania e Russia nel 1922, trattato che fece finire la Prima Guerra Mondiale. Questa invece è la sala del ristorante ed è una delle più importanti stanze della parte storica dell'hotel. Ci sono particolari ovunque, particolari di questo cigno, nei soffitti, lampadari, nulla è lasciato al caso. Dulcis in fundo, l'Hotel Imperial offre la piscina, poi la spiaggetta e poi la vista di Adriatica che sta per attraccare.